Buongiorno, ben ritrovati. Lunedì mattina, oggi tante le notizie, tanta la cronaca. Torneremo ovviamente fra pochi istanti a parlare dell'omicidio avvenuto a San Stino, il corpo che si sta cercando della zia, il reo confesso, il 17enne, il nipote che l'avrebbe pugnalata e poi gettata in un corso d'acqua. L'abbiamo detto anche ieri nel corso della nostra prima edizione, insomma, un omicidio efferato probabilmente provocato da continue liti per ragioni economiche su una questione sembra ereditaria. Ovviamente ci collegheremo con il nostro Federico De Ros fra qualche istante, ma tanta la cronaca abbiamo detto perché c'è stato anche purtroppo ci sono stati due morti, due alpinisti giovanissimi vicentini che sono caduti durante una scalata, sono caduti per 100 metri. Dovremo collegarci fra qualche istante con il nostro Daniele Garbin, ovviamente con le comunità sotto shock. Si tratta di due giovanissimi alpinisti. Io non so se abbiamo per il momento qualche collegamento. Non abbiamo collegamenti, quindi io a questo punto andrei con l'omicidio di San Stino di Livenza. Ripercorriamo tutto quello che è accaduto. Sappiamo insomma il sabato la confessione del 17enne che avrebbe appunto confessato di aver gettato la zia in un canale e per trasportarla avrebbe usato una carriola. Poi la confessione shock davanti ai carabinieri. Vediamo il servizio. È una vera e propria task force quella messa in campo per recuperare il corpo di Chiara Guerra, con uomini e mezzi che sono arrivati da ogni angolo del territorio dopo la confessione del nipote 17enne resa nottetempo davanti ai carabinieri, la missione di aver ucciso la zia, di averlo fatto con un coltello da cucina nell'imponente villa di famiglia in via Fratelli Cervi, poi di essersi sbarazzato del suo corpo nel canale Malgher a circa 1 chilometro dal luogo del delitto, trasportandola pare su una carriola, scene dell'orrore che gli inquirenti coordinati dalla Procura dei Minori di Trieste, competente per il Veneto orientale, stanno verificando con meticolosità assoluta, vista anche l'età del killer che diventerà maggiorenne fra pochi mesi. All'origine dell'omicidio ci sarebbe un rimprovero avvenuto in un clima già esacerbato da questioni economiche dovute alla gestione del patrimonio familiare. Da un lato la donna, dall'altro il fratello, padre del ragazzo, lo stesso 17enne pare avanzasse delle pretese, di certo una convivenza difficile nonostante l'ampiezza degli spazi e la distribuzione su più immobili. Ma una famiglia per bene, quello è il problema. Non era problemi di soldi, era problemi di incomprensione tra fratelli probabilmente. Incomprensione, perché recentemente hanno fatto anche la divisione della parte del perimetro dell'area per che ognuno conosca il suo. Il movente comunque resta da appurare e per questo si stanno sentendo i familiari. Quanto alla dinamica, la lite tra zia e nipote sarebbe avvenuta giovedì pomeriggio all'interno della legnaia nel parco della villa. Qui sarebbero state trovate macchie di sangue nonostante il ragazzo avesse tentato di ripulirle. Da capire se sia stato anche inscenato un furto. Parte della casa sarebbe stata ritrovata a soqquadro, forse un tentativo di sviare le indagini. Il giovane inoltre avrebbe una sospetta frattura al polso, a questo punto compatibile con una colluttazione. Il medico legale Antonello Cirnelli è già al lavoro, ma quello su cui ora si deve fare luce sono anche le modalità con cui il giovane studente nel porto gruarese avrebbe trasportato la zia su una carriola coperta con un telo e poi quel volo nelle torbide acque del Malgher, affluente dell'Oncon, dove avrebbe gettato anche l'arma del delitto. Per questo, accanto alla macchina del recupero fatta di sommozzatori, droni ed elicottero, drago decollato dal Marco Polo, si è mossa in contemporanea quella investigativa. Nelle immagini vedete il prelievo da un'abitazione privata di un occhio elettronico che potrebbe aver catturato qualche frame.
Tra la Villa dell'Orrore e il canale ci sono quasi 900 metri. Lo stesso comune ha messo a disposizione l'intero sistema della videosorveglianza. Incredulo il primo cittadino. Siamo qui da questa mattina, sto seguendo assieme alle forze dell'ordine tutte le indagini, forze dell'ordine che ringrazio per l'operato e per quello che stanno facendo. Una famiglia ben conosciuta e ben voluta all'interno del territorio, ben integrata all'interno del territorio comunale, famiglia storica di San Stino di Livenza, anche per il lavoro che fanno e che faceva la vittima. Sindaco che ha seguito le operazioni per tutto il giorno in una comunità già provata per la mattanza di Cinzia Luison, la parrucchiera uccisa a bottigliate nel dicembre 2022 dal marito, condannato all'ergastolo, ferite individuali e collettive che in una domenica di metà giugno si riaprono in tutta la loro violenza. Sono cose che purtroppo nella società di oggi, io ho un nipote della stessa età, quindi può immaginarsi che cosa provo in questo momento. All'origine dell'omicidio, come vi avevo detto, ci sarebbero dissidi economici sotto sequestro. La casa dell'orrore, un vicino ha parlato con il 17enne e mi diceva che non riuscivano a trovarla, sembrava tranquillo. La mattina, giovedì mattina mi sembra che come solito andava a lavoro, basta. Da quel momento là non l'ho più vista. Dopodiché ho visto gran confusione. E tutto lì, finita lì. Stamattina siamo venuti a sapere quello che è successo. Inimmaginabile. Inimmaginabile. Ragazza eccezionale, riservata, non era sposata, amava i suoi nipoti, quindi non capisco. Il ragazzo, che ragazzo era? Il ragazzo è un ragazzo normale, come tutti. 17 anni, 18 anni, dopo cosa è capitato non si sa. Una tragedia della normalità, a sentire gli amici e i vicini di casa della famiglia Guerra che non trovano risposte di fronte all'inferno che si sarebbe consumato all'interno di questa imponente villa padronale, dove i tanti cartelli di sequestro attaccati ai cancelli dai carabinieri sembrano quasi tracciare una linea di morte che porta all'interno della legnaia. Nessuno giovedì avrebbe sentito urla o rumori sospetti. La villa è avvolta da un ampio parco. Senta, lei non ha visto il ragazzo, non ha visto movimenti strani, la carriola? Non ho visto niente, no. Io abito qua, ho visto tanti carabinieri, tanto movimento, ma non ho visto nient'altro. L'altro dirimpettaio è il signor Filippo, che torna alla giornata di venerdì, quando alcune colleghe dichiarano, vedendola arrivare a scuola per gli esami di terza media, lei, sempre puntualissima, si sarebbero recate in villa. Lì è partito un primo allarme. Io ho visto prima delle signore lì davanti all'ingresso della casa e poi sono arrivati anche i carabinieri. Passa qualche ora e il vicino incontra un giovane. 2 giorni dopo capisce che non è stato un dialogo come tanti. Io ho visto un ragazzo che camminava dentro lì al cortile e l'ho fermato, l'ho chiamato e gli ho detto: ma cosa sta succedendo? E lui mi fa: mia zia ieri sera non è rientrata e siamo preoccupati, non sappiamo cosa è successo. Io gli ho detto: speriamo non sia successo niente, e poi lui è andato via per gli affari suoi, insomma. Io ho parlato col 17enne, il quale, come le ho detto, mi diceva: la zia non è rientrata, non sappiamo dov'è. Sembrava ansioso, lucido? Ma no, era tranquillo, come se le cose fossero proprio così, e che quindi lui non avesse nessuna colpa, se ce l'ha. Poi quello che è successo è indescrivibile. Dolore e sconcerto ovviamente a San Stino, dove tutti conoscevano Chiara per il suo lavoro da insegnante alle scuole medie. Il messaggio degli alunni della terza media: faremo un bel esame. Una persona calma, tranquilla, pacata, una persona che faceva il suo e insomma una persona civile per bene, e non mi sarei mai aspettato questa tragedia qua a San Stino di questo tipo. Una tragedia assurda. Una tragedia assurda, cioè una roba fuori dal normale, veramente. I miei ricordi suoi sono col sorriso, una brava persona che insegnava molto bene
e non me l'aspettavo una cosa del genere, perché non era una persona cattiva, non se lo meritava. Tommaso e Simone sono poco più che diciottenni, Chiara Guerra era la loro prof delle scuole medie, per questo guardano attoniti al canale Malgher in attesa di una risposta. Ci sono gli studenti di ieri e quelli di oggi, cercheremo di fare un bell'esame in modo che lei possa essere orgogliosa di noi, rimarrà sempre nei nostri cuori il messaggio lasciato dagli alunni di terza media che l'aspettavano per l'esame. Sono stati loro stessi a chiedere agli insegnanti di portarli davanti la Villa dell'Orrore per lasciare un fiore e recitare una preghiera, un dramma che abbraccia più generazioni. Una ragazza gentilissima, solare, dolcissima, è stata insegnante di tutti i miei ragazzi, sua mamma è stata insegnante mia e non ho proprio parole per quello che è successo. E da genitori ci si interroga su tutta questa violenza. Sì, purtroppo sì, al giorno d'oggi purtroppo si sentono troppe notizie così. Ci si fa una domanda. Interrogativo che resta in sospeso mentre l'elicottero sorvola il paese, un rumore che sembra amplificare dolore e inquietudine. Era molto gentile e mi rispondeva tutto. Una persona tranquillissima. Non ci sono parole, no. Ma un ragazzo giovane così. Questa dunque è la cronaca della lunga giornata di ieri, quando sono iniziate le ricerche del corpo di questa insegnante, corpo che ancora non è stato ritrovato. Il 17enne avrebbe anche detto di aver gettato in acqua anche il coltello, un coltello da cucina utilizzato per uccidere la zia. Si cercano ovviamente, si allarma che il corpo ancora non è stato trovato nulla. Le ricerche sono riprese anche nella giornata di oggi e la Procura dei minori di Trieste entro la giornata odierna consegnerà gli atti per la richiesta della convalida del fermo del 17enne di San Stino, reo confesso dell'omicidio della zia. Scadono infatti nella tarda serata di oggi i termini per procedere. Da quel momento ci saranno altre 48 ore per fissare l'udienza di convalida. Il ragazzo è nel frattempo ospitato in una comunità per minori della provincia di Treviso. Chi lo ha visto prima del trasferimento nella struttura parla di un giovane che sta progressivamente prendendo coscienza della gravità del suo gesto. Nei 2 giorni che sono trascorsi dalla scomparsa della zia, l'ultimo avvistamento è in un supermercato nella tarda mattinata di giovedì, alla piena confessione nel cuore della notte di sabato di fronte ai carabinieri di Venezia, coordinati dal pubblico ministero Carmelo Barbaro e dal procuratore capo di Pordenone Pietro Montrone. Il ragazzo aveva invece sempre mantenuto un atteggiamento distaccato, dicendosi preoccupato coi vicini per le sorti della parente, come avete sentito dalle testimonianze. Ovviamente vedremo come andrà avanti. Per ora non ci sono altre persone sospettate di averlo magari aiutato in qualche modo. L'unico in questo momento accusato dell'omicidio della zia è proprio il 17enne, il nipote. Ovviamente torneremo a parlare di questo omicidio, di questo efferato omicidio fra pochi minuti. Ci collegheremo per sapere quali sono le novità anche da un punto di vista investigativo, anche perché sono state visionate le telecamere di videosorveglianza della zona, sequestrate come avete sentito dalle forze dell'ordine, per vedere insomma la veridicità di quanto ha detto il 17enne. Ed ora un'altra tragedia, quella avvenuta nel Vicentino, dove due alpinisti sono caduti per 100 metri. 2 giovani vicentini sono morti e ci racconta tutto, ce ne parla il nostro Daniele Garbin. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori, confermo, sono a Schio, con me Cristina Marigo, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, proprio perché una delle giovanissime vittime era residente proprio in città, una giovane ragazza, 24enne, 24, 4 agosto prossimo avrebbe compiuto 25 anni, si tratta di Sofia Dall'Ennocare, che assieme al collega
di Borsa del Grappa, Giosuè Baldissera, ieri erano qui vicino sul Monte Pasubio a fare una scalata in un punto anche molto impegnativo, impervio, ma erano esperti e per causa ovviamente in corso di accertamento a un certo punto qualcosa non ha funzionato e sono precipitati, come hai accennato, per 100 metri in questa dirupo, insomma una zona conosciuta per gli esperti, proprio come particolarmente aspra, difficile anche, però insomma per chi è preparato assolutamente fattibile. Potrebbe essere stata anche la caduta di qualche roccia, ecco, questo non è chiaro. Resta il fatto che raccontiamo un attimo com'è andata. Ecco, erano partiti in coppia con un'altra coppia di scalatori che seguivano lo stesso tracciato e che sono stati i primi che a un certo punto hanno visto cadere nel vuoto i due giovani e hanno lanciato l'allarme. In quel momento è stato fatto intervenire le squadre del soccorso alpino, l'elicottero insomma, che è riuscito nonostante le difficoltà a recuperare, ma ormai proprio non c'era più nulla da fare. Una tragedia di questi due giovani ragazzi, proprio perché entrambi sportivi, entrambi preparati. Ecco, Giosuè per esempio è un vigile del fuoco in forza al comando di Asiago, infatti anche lì abbiamo cercato di raggiungere i suoi colleghi, i vigili del fuoco, insomma lo descrivono come un ragazzo preparatissimo, laureato, appassionato di fiumi, ma in servizio. Parliamo di biologia, lui aveva proprio anche portato questa sua passione nella sua formazione, era noto proprio per questo suo coinvolgimento, ma adorava la montagna ed era preparato. E anche lì sarà difficile poi anche capire cosa sia potuto succedere, mentre Sofia era una nuotatrice, anche lei amante dell'acqua, era agonista e soprattutto lavorava nelle piscine comunali, vero sindaco, e faceva assistente alla vasca, ma era la sua seconda passione, o comunque altrettanto importante come la montagna, e ovviamente è una notizia che non vorremmo mai sentire, soprattutto per ragazzi così giovani. Lei ha sentito la notizia, quando l'ha saputo? Io l'ho saputo nella tarda mattinata di ieri, proprio stavamo tornando dalla cerimonia di Vallortigara e mi è arrivato appunto la telefonata dal capitano Grasso, il nostro comandante, ed è stato proprio un fulmine a ciel sereno, una notizia bruttissima. Io volevo esprimere tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia di questi due giovani, alle famiglie di questi due giovani e in particolar modo proprio a Sofia, alla famiglia di Sofia, perché immagino che sia qualcosa di inconcepibile e straziante, anche perché appunto, come ha ben detto, erano comunque due ragazzi molto attivi, molto positivi, molto comunque coinvolti nella comunità, nell'attività fisica, perciò una notizia del genere proprio è inspiegabile, diciamo inaccettabile, ecco. E io ci tenevo tanto proprio a dare questo messaggio di cordoglio e di vicinanza, perché posso immaginare che dolore immane sia per la famiglia. Ecco, sappiamo che ovviamente adesso sono in corso anche indagini, chiameremo, comunque si è già saputo la data dei funerali, adesso non so se se la svolgeranno insieme, ricordiamo lui era originario del Trevigiano, mentre lei era nativa di Thiene ma era residente qui in città. Sì, i funerali si svolgeranno giovedì alle 10 in Duomo. Ecco, con questa notizia io purtroppo sono costretto ad aggiornarvi e purtroppo siamo costretti anche a dare queste notizie così drammatiche. Per il momento, se non hai domande, è tutto, salutiamo il sindaco. Grazie mille a voi, grazie per avermi concesso questa possibilità. Ecco, allora da Schio è tutto per il momento, a voi la linea. Grazie davvero a Daniele Garbin, grazie anche alla sua ospite. Noi, come annunciato, torniamo immediatamente a parlare di questo delitto avvenuto a San Stino. Abbiamo ripercorso quello che è avvenuto nella giornata di ieri, ma sentiamo le novità proprio da San Stino dal nostro Federico De Rosse. Federico, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela e ben ritrovati. Ci troviamo proprio a San Stino di Livenza, nei pressi del canale Marghera, perché come potete vedere dalle immagini stanno proseguendo senza sosta le ricerche del corpo della vittima, Chiara Guerra, professoressa 53enne, molto conosciuta su tutto il territorio, e si sta cercando proprio anche l'arma del delitto. Questo coltello. È stato nuovamente messo in campo un dispositivo rafforzato
rafforzato proprio dei vigili del fuoco. Dalle immagini vedete proprio il reparto SAF con i gommoni, sono presenti anche lungo il canale i sommozzatori e i droni. Nei prossimi minuti è atteso inoltre anche nuovamente l'elicottero Drago che partirà da Venezia proprio per seguire tutto il corso d'acqua fino alla foce e al mare Adriatico. Al momento, come novità, è che si escludono il coinvolgimento di terze persone, ma solo l'analisi del corpo potranno confermare infatti quanto dichiarato dal reo confesso, ovvero dal nipote 17enne. Ci sono anche delle immagini di videosorveglianza che confermerebbero come novità che il 17enne avrebbe agito da solo. Infatti si vedrebbe il giovane proprio trasportare con una carriola coperta con un telo il cadavere verso il canale. Vi facciamo vedere anche con le immagini di Michele proprio il campo base, che sarebbe il punto dove il reo confesso sarebbe uscito tramite una uscita secondaria proprio della stessa villa della zia per portare il corpo. Poco fa abbiamo parlato anche con un vicino che era colui che avete sentito prima, ovvero che aveva parlato proprio con il 17enne, che ci ha riferito che era venuto proprio qui del canale per capire se ci fossero novità in merito al ritrovamento del corpo. Quello che ci ha detto ulteriormente è che nella giornata di giovedì qui a San Stino di Livenza vengono portati fuori tutti i rifiuti e che quindi parlando anche con altre persone di fatto il ragazzo sarebbe stato visto con questa carriola, però gli stessi residenti non ci avrebbero fatto caso proprio perché è consuetudine portare alla sera anche tanti rifiuti. Il fascicolo dell'omicidio al momento è passato alla Procura dei minori della Repubblica di Trieste, anche se il fascicolo è ancora aperto anche alla Repubblica di Pordenone perché non è ancora stato ritrovato proprio il corpo. Il movente legato a degli attriti economici, a delle eredità, e c'erano dei gravissimi dissidi proprio fra la vittima e la famiglia del fratello. Ora il 17enne è in stato di fermo su disposizione della Procura dei minori di Trieste e attualmente si trova in una comunità di accoglienza in provincia di Treviso, e oggi potrebbe esserci proprio la convalida della misura cautelare. Ci sono ancora degli interrogativi per quanto riguarda il famoso polso slogato e delle ferite al braccio, e proprio parlando con il signore poco fa prima di venire in diretta ci ha riferito che da quanto sa lui proprio il figlio, il 17enne, sarebbe stato portato dal medico il giorno seguente, quindi al venerdì, proprio per farsi medicare. Ovviamente i genitori sono stati sentiti dalla procura e dalle forze dell'ordine, però si cerca ancora di far luce se all'interno delle mura di casa avesse agito interamente da solo. Poi il trasporto fino qui del canale, ci sono le immagini delle telecamere che documentano che in quella circostanza lì avrebbe agito da solo. Qui continuano le ricerche, come vedete, nella speranza proprio di trovare il corpo e di far piena luce su quanto accaduto su questo terribile omicidio. Da San Stino di Livenza è tutto, a te in studio Daniela. Grazie davvero a Federico Rossi. Ovviamente se ci fossero ulteriori novità o se dovesse essere trovato il corpo di questo insegnante, noi cederemo nuovamente la linea a San Stino per gli aggiornamenti. Noi andiamo adesso a Venezia perché è una giornata importante. Il sindaco Simone Venturini ha presenta la sua giunta. Vediamo una parte di questa conferenza stampa. Ai lavori pubblici. Ermelinda Damiano, 39 anni, seguirà la coesione sociale, quindi politiche sociali, programmazione sanitaria, politiche giovanili, rapporti con il volontariato, cittadinanza delle donne e pari opportunità, casa e patrimonio. Paolino Danna, 60 anni, seguirà personale, servizi demografici e per il cittadino, protezione civile e politiche per il lavoro. Maika Canton seguirà le politiche educative, i servizi per l'infanzia, l'edilizia scolastica, le strategie per la mobilità, il trasporto pubblico locale automobilistico e il decentramento. Alessandro Scarpa Marta, 55 anni, avrà il rapporto con il mondo della pesca e l'economia del mare, il rapporto con il mondo dell'agricoltura e la toponomastica.
Sebastiano Costalonga seguirà il commercio e le attività produttive. Paolo Romor, 55 anni, avrà le deleghe all'urbanistica, alla cultura, all'edilizia privata, ambiente e avvocatura civica. L'idea di unire la delega alla cultura con la delega all'urbanistica potrà sembrare rinascimentale, ma è l'idea di una costruzione della città. Una città si costruisce dal punto di vista fisico, con i palazzi, con la rigenerazione urbana, con nuovi quartieri, nuove strade, ma si costruisce con un'identità e una forza culturale, una forte potenza culturale. E quindi disegnare la città di domani vuol dire lavorare sul fronte fisico-edilizio del disegno della città del domani, ma vuol dire anche ragionare sul tema dell'immaterialità e della cultura come elemento di collante della comunità, ma come capacità anche di parlare al mondo. Quindi la costruzione della città attraverso i grandi pilastri della cultura e dell'urbanistica, ed è per questo ho voluto tenerli insieme, per costruire la città dell'anima e la città poi degli edifici. Seguono 4 consiglieri delegati, 2 dei quali hanno già svolto la funzione di assessore e quindi ci aiuteranno nell'avere esperienza, background forte e accompagnare anche i nuovi assessori in una transizione, un passaggio di consegne, e sono Massimiliano De Martin, che seguirà l'UNESCO, le politiche energetiche e dell'acqua, avendo maturato un'importante esperienza sia in termini di rapporti con l'UNESCO sia in termini di appunto politiche climatiche e attenzione all'ambiente. Paola Mar, che ringrazio davvero per la disponibilità a seguire i temi che le ho affidato, lavori su cui ha fatto molto bene negli ultimi anni e che prima non erano mai stati coltivati a sufficienza, quindi l'università. Mi affiancherà molto sul tema delle politiche per gli studenti, la città universitaria, Venezia città campus, il tema delle biblioteche, il progetto Marco Polo, cioè l'idea dei rapporti con l'Oriente e coltivare i rapporti internazionali e accademici con l'est del mondo, e un tema relativamente nuovo per la nostra città, ma che io voglio coltivare particolarmente, che è quello della street art. Avete visto negli ultimi settimane dei straordinari bidoni della spazzatura diventare elemento meraviglioso di rianimazione e riattivazione urbana in molte parti della città. È un lavoro che vogliamo estendere un po' a tutti i muri grigi della città di terraferma e a tutti gli spazi che possono essere oggetto di un lavoro per dare colore, dare bellezza a tanti spazi nella nostra città. Quindi seguire anche questa importante delega e vedrete nei prossimi anni spuntare colore un po' dove ce n'è tanto bisogno. Ringrazio Giovanni Giusto, che continuerà a seguire, dove ha fatto benissimo, le tradizioni, il tema della valorizzazione dell'identità, quindi pensiamo al Palio delle Repubbliche Marinare, alla festa della Sensa, alla regata storica, il tema del mondo della voga, a lui particolarmente caro, e Aldo Reato, che seguirà la valorizzazione della gondola nel sistema della mobilità cittadina. Quindi 10 assessori, 4 consiglieri delegati, 3 assessori under 40, che col sindaco insomma fanno 4 assessori e sindaco under 40, con un forte segno generazionale a me particolarmente gradito. Nelle prossime settimane, così vi do un'altra notizia, costituirò un gruppo di lavoro, 2 gruppi di lavoro, avvalendomi anche di qualificati esperti esterni sul tema della casa e nuove politiche per la residenza, per disegnare le politiche della residenza del futuro, e sul tema della reimmaginare la gestione dei flussi turistici della città e degli accessi alla città storica. Quindi l'idea di appunto mettere in campo anche un ragionamento a più ampio spettro di lungo termine su questi 2 grandi temi su cui tutte le grandi metropoli si stanno interrogando e su cui mi avvarrò anche di appunto persone, accademici ed esperti a livello internazionale. Di questo daremo poi notizia nelle prossime settimane. Dunque avete sentito il sindaco di Venezia, ha presentato la sua nuova giunta, 10 assessori, l'avete sentito, poi ovviamente parleremo ancora di questo nel corso dei nostri telegiornali a partire dal Veneto e poi anche nell'edizione veneziana e
appunto racconteremo la giunta, i suoi assessori, sentiremo anche di questi 4 consiglieri, di questi nuovi gruppi che sta promuovendo il sindaco Venturini. Però noi ora torniamo a parlare di cronaca e andiamo, mi pare che sia pronta se non sbaglio, adesso non vedo. Anzi, andiamo a Padova subito, perché c'è stata davvero una serata da incubo ad Abano Terme per un DJ di 37 anni. Mentre stava suonando in un locale in pieno centro, un uomo gli si è avvicinato minacciandolo di abbassare la musica e per poi fratturargli il setto nasale. La vittima è finita all'ospedale. Doveva essere una normale serata di musica e festa, ma per un DJ di 37 anni si è ben presto trasformata in un incubo, fatto di raffiche di pugni che lo hanno fatto finire in ospedale. Tutto è successo sabato sera ad Abano Terme, nell'area esterna del locale Piccole Tentazioni di Piazza Repubblica. La vittima, Flavio Lacagnina, residente a Tombelle di Saonara, stava animando la serata davanti a una 50ina di clienti quando un uomo sulla 60ina si è avvicinato alla console lamentandosi del volume, intimandogli di abbassare la musica e minacciandolo di distruggergli l'attrezzatura. Il DJ a quel punto lo ha invitato a rivolgersi ai titolari del locale per eventuali contestazioni. Da lì in poi il putiferio. L'uomo, residente in una vicina palazzina, ha afferrato il mixer e la console e li ha scaraventati a terra. Poi ha iniziato a colpirlo ripetutamente al volto, facendolo cadere tramortito. Sul posto si è subito precipitato il titolare del locale per dividere i due e riportare la calma. Il DJ è stato quindi portato all'ospedale di Padova, dove gli sono stati riscontrati la frattura del setto nasale e diverse contusioni. Restano ora ad accertare eventuali altre conseguenze a un orecchio già sottoposto in passato a un intervento chirurgico. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto 7 misure di prevenzione personale nei confronti di 3 persone che nell'ultima settimana si sarebbero rese responsabili di reati contro la persona e il patrimonio all'interno di locali pubblici dell'Alta Padovana. È entrato in un bar con un fucile ad aria compressa ed un coltello. Per questo un 41enne padovano con precedenti ha ricevuto un Daspo Willy da parte della questura con il divieto di accesso e stazionamento all'interno e nelle immediate vicinanze di tutti i locali pubblici dell'intera provincia di Padova per 3 anni. L'episodio risale a fine maggio e l'uomo è stato denunciato per porto d'armi e oggetti atti ad offendere. Già lo scorso ottobre era stato arrestato per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale per aver aggredito, per futili motivi, il titolare di un esercizio commerciale, scagliandosi anche contro i militari intervenuti sul posto. Sempre nell'ultima settimana una 21enne residente nel Trevigiano è stata destinataria dello stesso provvedimento per la durata di 3 anni e di un foglio di via obbligatorio per 4 anni per rapina aggravata in concorso ai danni di una persona anziana con gravi difficoltà motorie. Foglio di via obbligatorio della durata di 4 anni dal comune di Rubano e avviso orale anche nei confronti di un 54enne residente nell'Interland cittadino che nella notte dello scorso 6 giugno è stato sorpreso mentre tentava di forzare i distributori automatici di un esercizio commerciale con arnesi da scasso. Salgono così a 318 le misure di prevenzione disposte complessivamente dall'inizio dell'anno dal questore di Padova Marco Dorisio contro i reati di bullismo, movida violenta e riferibili alla criminalità comune in genere, riguardando nello specifico in 26 casi soggetti minorenni. Rimaniamo nel Padovano, ha usato anche un manico di scopa per picchiare la moglie, la polizia lo ha arrestato. Arrestato dalla polizia un 50enne tunisino in flagranza di reato per aver picchiato la moglie con calci, pugni e addirittura un manico di scopa, fratturandole una costola con una prognosi di 30 giorni. Gli agenti sono intervenuti nella loro abitazione all'Arcella a Padova, dove i vicini avevano segnalato una lite violenta con invocazioni di aiuto da parte della donna. Entrati in casa, la donna è stata trovata a terra in lacrime mentre l'uomo brandiva ancora il manico di scopa con cui l'aveva picchiata. Il 50enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe anche cercato di aggredire gli agenti. Non era la prima volta che l'uomo picchiava la moglie. Il marito violento è stato quindi arrestato e portato in carcere a Padova. La vittima è stata accompagnata subito al pronto soccorso, da cui è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.
Ed ora andiamo nel Trevigiano ed esattamente a Castelfranco Veneto per l'ennesimo incidente stradale. Un uomo è stato travolto da un'auto, ci racconta tutto la nostra Vanessa Banzato. Vanessa, buongiorno, a te la linea. Buongiorno a te Daniela, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo in Borgo Pieve, a Castelfranco Veneto, a 2 passi dal centro, dove ieri pomeriggio è stato travolto proprio sulle strisce pedonali Khalid El Gaboubi, 57 anni, che è il titolare di questo ristorante di kebab. Con noi Mohamed Safi, che è un grande amico di Khalid. Davvero è stato un momento tremendo ieri, perché Khalid stava attraversando la strada, era andato a gettare della carta, quando proprio sulle strisce è stato travolto da una macchina, è stato proprio scaraventato a metri di distanza, un impatto tremendo. Le sue condizioni sono sembrate subito gravissime, è servito anche l'intervento dell'elisoccorso. Lei è stato tra i primi ad andare in ospedale. Com'è la situazione? L'hanno operato anche? Sì, allora noi siamo andati in ospedale, poi al pronto soccorso ci hanno detto che la sua situazione è gravissima, purtroppo. L'hanno operato ieri subito. Abbiamo parlato con i medici prima di ritorno a casa verso le 2 di notte. Ci hanno detto che la situazione è gravissima, che non dobbiamo avere purtroppo grandi speranze dalla sua situazione. Ecco, lui ha avuto un'emorragia interna alla testa più un colpo al torace. Questo è cioè quello che ci hanno detto i medici ieri sera. Speriamo bene, veramente stiamo pregando tutti per lui. Basta. Certo, tra l'altro sì, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi, però è una situazione sì, che è stata confermata molto grave. Quello che fa specie è che non è la prima volta che su queste strisce, tra l'altro, succedono incidenti stradali molto gravi. Purtroppo sì, tempo fa su questa strada era un amico di Khalid, un signore del Marocco, che stava attraversando. Una macchina che veniva di corsa sempre in direzione stazione l'ha preso al braccio. Fortunatamente in quell'occasione la persona ha avuto solo una frattura, però qua veramente è diventata una cosa insopportabile, perché delle volte delle persone passano con velocità elevatissime. Noi abbiamo paura sia per le persone che per i bambini, perché qua c'è una scuola, c'è un asilo nido, una scuola materna. Speriamo che l'istituzione col Consiglio Comunale prenda qualche provvedimento, non so io, magari mettendo dei dossi, qualcosa per cercare di abbassare queste velocità, perché veramente delle persone pazzi che passano a velocità altissima e siamo al centro. Purtroppo mi dispiace per il nostro amico, speriamo che prendano qualche provvedimento per proteggere gli altri. Ecco, certo, è una questione assolutamente di sicurezza. Adesso capiremo se le condizioni di Khalid El Gaboubi migliorano. Senz'altro sono tutti gli amici che lo sostengono spiritualmente. Sì, certo, ieri siamo arrivati a un numero di 20-30 persone all'ospedale. A tutti ci dispiace, perché lui da tantissimi anni qua aveva un'attività qua in via Puccini, dopo ha avuto questo kebab quasi 20 anni, quindi conosciuto da tutti. Io stamattina, quando sono arrivato qua, tutti che mi chiedono della sua salute, i nostri vicini, i commercianti qua della zona, anche le persone della nostra comunità, c'è il telefono che sta squillando veramente da ieri, dalle 8 di ieri pomeriggio, cioè di ieri sera. Certo, un grande sostegno davvero perché riesca a rimettersi al meglio il 57enne titolare del ristorante di kebab. E hai sentito, Daniela, una situazione lungo questa strada che sta preoccupando e molto chi vive e lavora in Borgo Pieve. Tra l'altro quando è successo l'incidente stradale ieri nel tardo pomeriggio c'è stato un intero quartiere che si è riversato sulla strada, perché davvero questi episodi non devono più ripetersi. C'è davvero una sommossa da parte dei residenti, perché il limite della velocità deve andare rispettato, e qua pare proprio che non stia accadendo, soprattutto negli ultimi tempi. Per il momento da Castelfranco Veneto, Daniele, è tutto, ti ricedo la linea.
Grazie davvero a Vanessa Banzato. Noi continuiamo a parlare purtroppo di incidenti stradali, ma ci spostiamo nel Padovano ed esattamente a Monselice dove c'è stata una tragedia. Ci racconta tutto Marta Zatta. Marta, a te la linea. Sì, esatto. Buongiorno Daniele e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Noi ci troviamo esattamente nel comune di Candiana, alle mie spalle la Monselice Mare, la strada regionale 104, dove questa mattina è avvenuta una tragedia, l'ennesima tragedia possiamo dire, perché questa è una strada veramente pericolosa. Lo vedete anche dalle immagini di Cristian Roque Allende, si corre veramente tantissimo. Cos'è successo questa mattina? Un uomo, un 65enne, Giuliano Lessi, stava percorrendo questa via Valli Candiana, è arrivato all'incrocio e qui sarebbe stato proprio preso in pieno da un motociclista di 21 anni. La vittima, Giuliano Lessi, sarebbe morta sul colpo. Queste le prime ricostruzioni della polizia locale, che fino a pochi istanti qua era sul posto per tutti i rilievi del caso. Il motociclista ora si trova in prognosi riservata all'ospedale, non sarebbe in pericolo di vita, invece la vittima appunto è morta sul colpo sulla strada. Una persona molto riservata, così ce l'ha descritta il sindaco di Candiana, Luca Manfrin. Era sposato, aveva un figlio e appunto era veramente del territorio. Tutte le mattine o quasi tutte le mattine percorreva questa strada per andare in centro paese e fare una colazione al bar. Appunto era un pensionato e quindi era solito girare per il paese in bicicletta. Purtroppo però questa mattina la tragedia. Lo dicevamo, appunto, questa è una strada dove si corre molto, non sono presenti autovelox lungo la strada, almeno in questo tratto, e per questo magari chi conosce il territorio sa che può permettersi di correre. Come succede purtroppo in questi casi, magari si perde appunto il senso della velocità e troppo spesso accadono queste tragedie. Secondo un bilancio che ci ha fornito il sindaco Luca Manfrin, per dare anche qualche dato, nel maggio del 2026 appunto c'è stato un altro incidente, questa volta in auto, dove rimasero ferite in modo grave 5 persone, e ancora a novembre dello scorso anno un altro incidente in auto dove morì un uomo, e nel marzo del 2025 2 incidenti sempre lungo la Monselice Mare, anche in quel caso un morto e diversi feriti. Il sindaco si è detto ovviamente dispiaciuto per l'accaduto, ma anche insomma preoccupato per questa situazione di pericolosità sulla quale appunto versa questo tratto stradale. Ovviamente adesso ci sono tutti i rilievi del caso da parte della polizia locale. Noi vi forniremo tutti i dettagli ovviamente nel corso dei servizi dei telegiornali della sera. Per il momento da Candiana è tutto. Daniela, a te di nuovo la linea. Grazie davvero a Marta Zatta. Noi ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, poi torneremo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione di Focus TG ed ora andiamo a Treviso, dove sono state riprese da alcuni cittadini delle corse clandestine a San Liberale. Ce ne parla la nostra Edi Kaliman. Edi, buongiorno, a te la linea. Daniela, buongiorno a te e ai telespettatori. San Liberale, dove ci troviamo adesso in via Tre Venezia, all'incrocio della rotonda famosa che alcuni residenti hanno addirittura definito questa mattina ai nostri microfoni, mio e di Nicoletta Rizzetto, Monza, proprio per simboleggiare ironicamente come questa strada e questo quartiere in generale sia spesso in realtà usato come rampa di lancio per queste gare clandestine. Io farei vedere a te e ai telespettatori intanto di che cosa parliamo, di che cosa si tratta in questo video condiviso dai cittadini.
30 secondi di video che riprendono quello che è accaduto appena 2 sere fa, dall'incrocio che sta davanti a me fino alla rotonda alle mie spalle, rotonda che peraltro ha anche è dotata di una telecamera a 360 gradi che potrebbe aver ripreso le targhe delle 2 auto, una BMW e una Fiesta. Nel video, tra l'altro, di un residente di questa via si vede chiaramente come una delle 2 auto gareggi, è il caso di dire, addirittura correndo contro, non solo contromano ma anche in retromarcia. Ovviamente nessun residente ha avuto molto piacere di venire in diretta con noi, ma ci hanno raccontato sostanzialmente del clima che si vive in questo quartiere dopo la chiusura di un bar molto discusso che sta vicino alle poste che sono dietro le mie spalle, al di là della rotonda. La situazione era tornata in questo quartiere, già al centro di molte cronache, piuttosto alla normalità, cosa che invece ultimamente sta preoccupando appunto non solo la presenza di queste gare, di queste bande di giovani che si ritrovano per sfrecciare per le strade a tarda notte, ma anche a fenomeni relativi allo spaccio. Sul fatto indaga la questura, telecamere infatti al vaglio proprio degli inquirenti. Vorrei ricordare, Daniela, inoltre, che per chi commette, questo è un vero e proprio reato, quello delle gare clandestine, punito da 1 a 3 anni di reclusione e con sanzioni da 25.000 fino a 100.000 euro. Quindi rimarremo insomma in contatto anche con le forze dell'ordine per capire se riusciranno a rintracciare e individuare i responsabili e chiaramente maggiori dettagli nel telegiornale della sera con Nicoletta Rizzetto. Se non hai domande da San Liberale ti restituisco la linea. Grazie davvero Edi Kaliman. Noi rimaniamo nel Trevigiano per tornare a parlare del caso Sommariva. Continuano a fioccare le recensioni negative dopo l'allontanamento di alcuni Maranza che stavano disturbando una cliente nel locale. Il titolare: siamo arrivati al limite del bullismo. Non si placa lo spirito di vendetta di alcuni leoni da tastiera che dietro a profili fake continuano a lasciare recensioni negative alla gelateria Sommariva, locale storico di Treviso che ha riaperto da poco, al centro di una vera e propria campagna diffamatoria che arriva dopo un fatto avvenuto il 29 maggio. 2 ragazzi erano stati allontanati dal titolare perché stavano importunando una cliente. Antonella Tocchetto, consigliere del Partito Democratico, non usa mezzi termini. Bisogna, come dire, essere veramente molto severi. In questo caso qua io prenderei questi ragazzi e gli direi: bene, da domani mattina in quell'area là andate a pulire tutte le mattine con un obbligo. Ma poi aggiunge: scrivendo recensioni non veritiere si può rischiare di dover risarcire il locale. O provi che effettivamente quel gelato ti ha fatto venire mal di pancia, e non è vero, altrimenti puoi rischiare di aver fatto un commento che si potrebbe verificare come una richiesta di risarcimento danni per danno d'immagine. Lo dico così in modo semplice. L'esasperazione del titolare è diventato bersaglio di continue frasi denigratorie dopo aver scacciato i ragazzi molesti. Le parole possono fare male, si può incorrere veramente in quello, non vorrei usare questa parola, però mi viene proprio un bullismo, una sorta di bullismo. Fare una recensione con troppa facilità o senza misurare le parole, ecco, si può fare del male alle persone. Recensioni che hanno fatto scendere il locale nel gradimento. L'appello della moglie del titolare. Chiediamo ai nostri clienti di lasciare, che hanno realmente visitato il locale, che ci conoscono e che sanno come lavoriamo, di lasciarci una recensione reale, anche non positiva, non è necessario, ma reale insomma, perché le recensioni devono essere spunto di miglioramento e critiche costruttive, non una maniera per denigrare il lavoro delle persone. Non solo, ma la gelateria si trova proprio nel cuore della zona rossa. Quando le forze dell'ordine si spostano, la sicurezza, ci dice la moglie del titolare, viene meno. Servirebbe un presidio fisso. Quando si esce alle 8:30 dal locale, se sono da sola, io mi faccio accompagnare assolutamente e non voglio che i miei ragazzi escano dal locale da soli, tanto è vero che abbiamo strutturato un sistema nostro interno di sicurezza per il quale nessuno sia costretto ad uscire da solo.
Lasciamo la cronaca e andiamo con la politica. Se nel centrodestra stanno crescendo le divisioni interne del centrosinistra, ci si è di fatti incagliati sul tema delle primarie, un obiettivo inutile secondo Giuliano Varnier, uno dei volti storici della sinistra veneta e trevigiana. Servono piuttosto idee a sostegno, oltre al mondo operaio, anche della piccola borghesia, oggi sempre più povera. Dal suo osservatorio, come se ne esce con la sinistra? Beh, se ne esce se la sinistra cambia. Lapidario Giuliano Varnier, volto storico del Partito Comunista Trevigiano e Veneto. 25 anni in Consiglio Comunale di Trecento, 10 anni a Palazzo Ferrofini, dove è stato nel 1985 con il doge Carlo Bernini e anche vicepresidente del Consiglio regionale con un altro trevigiano, il repubblicano Vittorio Guio Mangilli. Varnier oggi guarda da lontano la politica locale e nazionale e in particolare la sinistra, che l'ha visto presente sin dai calzoni corti tra le file della FIGC, quando era più giovani comunisti che gioco calcio. Ma i suoi commenti sono netti verso quell'area politica che dovrebbe ripartire dal pensiero di nomi come Enrico Berlinguer. In questo momento di difficoltà, che suggerimento dare al Partito Democratico Veneto? Ha degli spazi. Il Partito Democratico e la sinistra in generale però devono uscire da questa confusione, dal fatto di pensare che le questioni vadano affrontate non organizzando la gente per fare delle battaglie, per modificare le condizioni di vita della gente, ma se pensano di risolvere i problemi con le primarie, con chi fa il primo, con chi fa il secondo, mi pare che anche quella sia una follia. Come è una follia tutti quelli che pensano che oggi, di fronte ai pericoli che ci sono, perché è vero che non può essere rifatto il fascismo come l'abbiamo riconosciuto, ma quel fascismo eterno di cui parlava Umberto Eco esiste ancora. Ma per Varnier non è rappresentato da Vannacci. Vannacci è un po' un prodotto di una situazione, diciamo così, delle contraddizioni che ci sono anche nel centrodestra. Una crisi non solo tra schieramenti italiani, ma globale, secondo Varnier, che pur essendo mondiale ha ricadute pesanti anche vicino a casa nostra. C'è una sostanziale incapacità di affrontare le questioni attraverso la discussione e il confronto, e ormai tutto è delegato purtroppo alle armi, con tutte le conseguenze negative che stanno pagando i lavoratori, la povera gente. Vediamo questa questione anche qui nella nostra provincia della Electrolux, insomma. Ed ora parliamo della festa di Sant'Antonio. Il 13 giugno oltre 100.000 devoti entrati in Basilica, una festa che è continuata anche nella giornata di ieri, domenica. Chiara Gaiani e Francesco Ratai hanno incontrato il rettore della Basilica del Santo, Padre Antonio Ramina. Padre Antonio Ramina, oggi 15 giugno, ma davvero sono stati, sabato è stata una giornata, penso che con grande affetto verrà ricordata, ma anche ieri c'era ancora tantissima gente che è tornata in Basilica o è arrivata in Basilica per dire grazie a Sant'Antonio, per andare a trovare Sant'Antonio. Viene quasi da dire che quest'anno la festa di Sant'Antonio sia durata 2 giorni, non solo il 13 sabato, ma anche ieri che era domenica. Davvero tantissime persone erano qui in Basilica attorno a Sant'Antonio ad affidare, come ben sappiamo, a lui tantissimi motivi di grazie e tantissime richieste di aiuto. Ecco, credo che ancora una volta possiamo toccare con mano come Sant'Antonio sia veramente l'amico di tutti al quale possiamo rivolgerci con fiducia. Sabato poi abbiamo visto questa grandissima affluenza anche alla processione, forse complice il giorno di sabato, ma di fatto tantissimi fedeli che hanno pregato, cantato, lodato il Signore insieme. Ecco, già dall'alba c'erano molti devoti, via Belludi a un certo punto si è riempita di persone che aspettavano di andare a porgere il gesto del pellegrino sulla tomba del santo. Stupisce l'amore e l'affetto che c'è per Sant'Antonio, stupisce ogni volta.
Io credo che noi abbiamo bisogno di punti di riferimento condivisi. Ecco, credo che Sant'Antonio ci doni proprio questo, la possibilità di raccoglierci attorno a lui, avendo nel suo messaggio un punto di riferimento condiviso, che è il messaggio della pace, che è il messaggio anche del poter ripartire insieme senza sentirci mai accusati, giudicati. Ecco, Sant'Antonio pronunciava parole di fuoco contro le ingiustizie, contro le oppressioni, ma a tutti, davvero a tutti, concedeva la possibilità di ripartire nella speranza. E a me pare che moltissime persone che vengono qui da Sant'Antonio non solo si sentano nella gioia, nella consolazione mentre sono qui, ma poi hanno la possibilità di ritornare nelle loro case, famiglie, comunità, rianimate nel cuore e sostenute proprio dall'amicizia con il Santo. E poi è bellissimo anche nei chiostri durante la giornata di Sant'Antonio e poi in Basilica si vedono davvero persone che arrivano da ogni parte del mondo durante la processione, tante comunità straniere proprio con le vesti tradizionali, è una grande festa proprio di popoli che si riuniscono insieme. Tanti colori, tanti canti, tante lingue che si intrecciano, che ci fanno vedere al vivo quello che magari noi a volte pensiamo solo con la nostra testa, che la grande famiglia antoniana è sparsa in tutto il mondo. Ecco, ciò che diciamo il 13 giugno, ma anche ieri, lo vediamo con i nostri occhi. Moltissime persone che condividono spazi, preghiere, liturgie, e questo ci fa vedere davvero come l'umanità dia il meglio di sé quando può ritrovarsi in questo clima di festa e di dialogo e di comunione. Ed ora ci fermiamo ancora qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, vi presento subito gli ospiti che ci hanno raggiunto, sono Mirko Casteller, psicoterapeuta, buongiorno, grazie per essere qui. Buongiorno, grazie all'invito. Nicola Fantuzzi, sindaco di San Paolo di Piave, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti, grazie. E Ivano Scremin, presidente del Filo di Simo, buongiorno e grazie anche a lei. Grazie a voi. Abbiamo aperto questa edizione, come insomma un po' tutti, con il delitto a San Stino di Livenza. Abbiamo visto insomma un giovanissimo che ha confessato anzi l'omicidio della zia. Parliamo con loro proprio di giovani, di disagio, poi parleremo anche però di questa impennata purtroppo di ragazzi che si sono tolti la vita. Giovani e disagio, qui si va anche oltre, dottor Casteller. Sì, questo è un caso a cui diciamo non siamo abituati, perché anche se è difficile abituarsi a situazioni come queste. Perché? Perché nasce in un contesto familiare, probabilmente un contesto di tensione tra famiglie, dove l'adolescente, il ragazzo, diventa una sorta di strumento operativo per la gestione dell'equilibrio tra famiglie. Stupisce che un adolescente non si renda conto che con un atteggiamento come questo, con un'azione come questa, la sua vita sia totalmente compromessa. Però la parte della corteccia cerebrale, ahimè, la parte della ragione, che dovrebbe essere quella paradossalmente meno sviluppata negli adolescenti, perché riteniamo siano altre le parti dell'encefalo sviluppate, potrebbe aver fatto un ragionamento protettivo. Mi spiego, lui potrebbe aver detto: proteggo i miei genitori, magari che in famiglia, io non conosco il contesto specifico di difficoltà economica, e vado a sopprimere mia zia per poter poi lasciare andare quelle che sono le risorse economiche alla mia famiglia di base, perché ricordiamoci che al di là dell'azione devastante che il soggetto ha fatto, che il ragazzo ha fatto, l'asse ereditario viene mantenuto, cioè se il padre o la famiglia è erede ne usufruirà di quelli che sono i vantaggi poi economici e finanziari. È come dire: io mi sacrifico per il bene di mio padre e mia madre. È sicuramente una forma perversa e deviata di protezione familiare, però ormai siamo in una situazione in cui questi ragazzi, e lo vediamo poi anche nelle varie iniziative, si dissociano dalla realtà, e non è così paradossale immaginare che lui l'abbia fatto per proteggere la propria famiglia. E qui parliamo di giovani.
non mi sento neanche parlare di disagio perché siamo un po' oltre il disagio, però parliamo proprio del disagio giovanile, che è una delle problematiche che stiamo affrontando e che vediamo e che purtroppo dobbiamo raccontare nelle cronache di tutti i giorni. Voi avete fatto un incontro importantissimo, genitori offline e figli online. Allora, la prima domanda la faccio sempre a Mirko Casteller, poi vorrei sentire voi perché offline e perché online, perché ovviamente si apre il mondo dei social. Diciamo che noi abbiamo la forte convinzione, ma i dati un po' scientifici lo dimostrano, che il luogo della dissociazione, l'evento scatenante, l'imprinting della dissociazione è nella connessione, cioè nei social. Abbiamo usato un titolo provocatorio, genitori offline e ragazzi, figli online, perché sembrano quasi che i genitori non riescono a essere online con i figli, quindi sono anche loro sconnessi, non tanto in termini di realtà, ma nel rapporto con i propri figli. Quindi in quella serata noi vorremmo dare strumenti e insegnare come si riesce a rimanere online con i figli, non tanto online con i social, cosa che magari è fortemente diffusa. E poi la seconda parte del titolo è chi salverà il mondo. Perché chi salverà il mondo? Perché c'è uno scontro generazionale, cioè i giovani continuano a dire che loro non sono coloro che sono diversi, loro sono nel giusto, usano i social, mentre i genitori storicamente tendono a essere giudicanti, ma oggi non hanno gli strumenti per poterli giudicare perché non parlano lo stesso linguaggio. E oggi la salvezza del mondo, definiamola così, una sorta di salvezza avviene attraverso le relazioni, nella famiglia, ed è per quello che abbiamo usato questo titolo, che voleva essere anche un modo per muovere le famiglie e sarà un'occasione per approfondire strumenti operativi concreti per le famiglie stesse. Sindaco, quanto sono importanti questi incontri e quanto è importante il ruolo della famiglia, che oggi sembra che stia venendo meno? Esatto, riteniamo che siano davvero molto importanti. Con il dottor Casteller ho la fortuna di avere un rapporto ormai da parecchi anni, diciamo subito dopo il periodo della pandemia, quindi all'uscita ci siamo incontrati, conosciuti la prima volta nel periodo di uscita della pandemia, e da lì abbiamo cominciato ad analizzare anche proprio quelle che erano le situazioni, le dinamiche che i giovani vivevano e che stavano vivendo dopo aver subito un periodo come quello tra il 2020 e il 2021, dove sostanzialmente il loro mondo è cambiato in maniera devastante sotto un certo punto di vista, decisa, e li ha sostanzialmente proiettati in una dimensione che è quella appunto della rete in maniera ancora più forte di quello che poteva essere in precedenza. E su questo appunto vediamo, lo riscontriamo anche parlando con i dirigenti scolastici, con la scuola, con i professori, c'è proprio una difficoltà anche da parte delle famiglie di poter tenere il passo e di stare al passo con quelle che sono queste nuove dinamiche, queste nuove sfaccettature che i giovani vivono. E quindi già da qualche anno abbiamo iniziato a fare degli incontri proprio specifici, tematici, proprio riguardo a questi aspetti, a queste situazioni, cercando di mettendoci un po' come punto di obiettivo, come obiettivo di questi incontri, dare alle famiglie delle chiavi di lettura nuove, diverse, per poter affrontare appunto questo cambiamento che anche i loro figli in primis stavano vivendo. Ecco, quindi questo incontro si innesca in una scia appunto di altri incontri che sono già stati fatti e che vanno, speriamo, a trovare e a dare appunto queste nuove chiavi di lettura ai genitori, soprattutto alle famiglie, proprio perché, come si diceva prima, il sistema famiglia è in crisi e ormai è da qualche anno che vive questa difficoltà. E alcuni ritengono che il sistema, diciamo, formativo oggi sia più la parte social, più il mondo interattivo che la famiglia stessa. Ecco che quindi è importante riuscire a conoscere, anche per chi è fuori, è offline, no? da questo mondo, è importante conoscerlo, è importante entrarci, è importante capire i meccanismi con cui i giovani ragionano, per poi poterli accompagnare, perché alla fine la figura dell'adulto deve essere sempre la figura che accompagna, no? I nostri giovani, i nostri ragazzi. Però giustamente anche gli adulti devono essere preparati per affrontare questi temi. Ecco, la serata che faremo giovedì va proprio a innescarsi in questo meccanismo. Io insomma, parliamo di giovani, ma non solo, parliamo di famiglie, parliamo di fatti gravissimi come quelli che sono accaduti,
ma anche insomma di fatti che possono portare a delle decisioni magari giovani, ma non solo, ed è un fenomeno che sta crescendo questo qua, sì. Purtroppo i numeri, ricordo, insomma, ne avevamo parlato anche in una recente intervista, i numeri sono importanti. Sì, i numeri sono importanti, sono in crescita. L'anello debole è sempre stata la famiglia, noi ne siamo stati l'esempio, no? Era una quadratura diversa, è cambiato oggi l'obiettivo, ma soprattutto i ragazzi, gli adolescenti, l'età si è abbassata, adesso siamo scesi intorno ai 14-15 anni, c'è una grossa differenza di esecuzione, nel senso che Simone aveva 27, c'era un obiettivo diverso dietro, ma dietro il gesto di Simo c'erano un paio di tentativi di suicidi. Oggi i ragazzi sono impulsivi, i 14enni sono impulsivi e questo nasce dal fatto, non lo dico io, ma l'ha detto a un evento Pompilli, che vi è oggi l'adolescente di 14 anni è anaffettivo. Non significa che non ama i propri genitori, ma significa che non ha relazioni con i propri compagni. Noi collaboriamo e partecipiamo alla proiezione di un cortometraggio che si chiama Giocattoli, dove racconta la storia vera di un ragazzo di 9 anni, un ragazzino di 9 anni che si toglie la vita, e dietro c'è l'aspetto della famiglia. La famiglia purtroppo vive una società dove, presi dai vari impegni e da tante altre cose, si sentono distratti, quindi diventano un anello debole, e questi ragazzini, avendo solo un rapporto effettivamente col web, quando sono soli, rimangono contestualizzati in una situazione talmente complicata che poi basta poco che passino in un posto dove purtroppo loro prevedono possa essere la soluzione e si tolgono la vita. Ma tutti i mali sono derivati proprio dai social? No, non credo. Io credo che sia la società che è cambiata. I social, io non sono così demonizzante sinceramente con i social, ogni strumento che abbiamo in mano, se è gestito in qualche maniera, può aiutarci. La realtà è che credo che sia proprio cambiato l'aspetto delle famiglie, cioè all'interno delle famiglie non c'è più spazio, i genitori sono straimpegnati, i ragazzi devono essere straimpegnati perché non hanno posti e luoghi dove potersi sfogare. Mancano i luoghi, no? Dove questi ragazzini si possano trovare. Adesso voglio dire un'assurdità forse, no? Ma i famosi oratori di una volta non esistono più, quindi questi ragazzini, una volta finita la scuola, se hanno terminato quello che dovevano fare, sono in casa. Mancano queste cose che sono queste che forse facevano un po' la differenza, e che quindi forse ci sarebbe la necessità di provare a fare un passo indietro, a trovare dei luoghi. Un ritorno. Ecco, si parla di depressione, ma si parla anche di aggressione, nel senso che i ragazzi sono sempre più, a volte, e non tutti, perché lo diciamo, non tutti sono così, però una parte è anche aggressiva. Sì, giustamente come diceva Ivan, il presidente e figlio di Simo, Ivan Scrimi, forse un ritorno alle origini potrebbe favorire l'evoluzione della famiglia. Noi avevamo una famiglia in passato che era una famiglia delle regole, e oggi siamo in presenza di un nuovo tipo di famiglia che è la famiglia delle relazioni. Ahimè, la famiglia delle relazioni non rimane nel perimetro padre, madre, figli, ma si allarga nella società. Infatti anche questa iniziativa che mette assieme enti locali, istituzioni, enti del terzo settore e capacità e competenza ne fa la differenza. Ma dov'è il luogo in cui l'aggressività nasce? Qual è il luogo all'interno del quale, perché noi in pratica clinica spesso cerchiamo di individuarlo, perché questa aggressività? Io penso che questa aggressività, in base alla mia esperienza clinica, sia una forma di anarchia, ma non più verso la società, assolutamente, ma verso se stessi. Cioè è come se loro volessero essere anarchici di se stessi e quindi si proiettano nei social per creare un nuovo io, una nuova realtà, un nuovo adolescente, una nuova persona, senza rendersi conto che poi la proiezione che loro hanno nella virtualità delle relazioni sociali sono sempre relazioni, ma non sono reali, sono virtuali. Quello che io ho appena detto, lo dico ai telespettatori, è un ragionamento sensato e razionale, ma frutto dell'antichità, perché per loro, per i vostri figli, per i vostri
adolescenti e preadolescenti, la relazione nei social è reale. Non è come le nostre generazioni. Noi siamo convinti che i like non siano reali, non siano fisici, ma proiettano e muovono le loro emozioni, le loro sensazioni, li fanno piangere, li fanno ridere e li fanno ridere e piangere molto di più dei genitori. In questo periodo stanno chiudendo le scuole. Mai come in questo periodo il giudizio del genitore, ricordo ai miei tempi, era vincolante nel passare, nella bocciatura. Provate voi a mettervi a tavola con i vostri figli e dare un giudizio sul figlio, fisico, verbale. Se voi invece mandate una frasetta in WhatsApp o nell'Emico o eventualmente, questo determina un giudizio reale, perché i social sono la nuova realtà sociale che giudica i vostri figli. Non siete voi genitori, cioè non sono i genitori che giudicano i figli. C'è tutta una realtà parallela a cui loro rendono conto e risulta essere molto più importante, molto più pregnante rispetto al giudizio stesso dei propri genitori. E i genitori in tutto questo si trovano soli, perché la rete familiare è molto ristretta, è mononucleare, non ci sono più le reti allargate con i nonni, con tutto quel mondo che in passato dava un'alternativa al padre e alla madre che magari era impegnato operativamente nella quotidianità del lavoro. Lavoro che, apro una parentesi, lo affronteremo il 18 sera a Casa Vittoria, è un altro grande elemento, perché ha senso dedicare tutta la nostra vita a queste performance elevate nel lavoro e dimenticarci le relazioni primarie, la vicinanza ai figli. Per cosa? Per andare dove? Ed è qui chi salverà il mondo. Che mondo? Ecco, noi discuteremo su questo. È il mondo che ci siamo creati noi facendo 14 ore nel grande nord-est al lavoro e dimenticandoci i figli che sono gli elementi primari per il futuro di una specie? O di cosa discutiamo? Eppure nei social facciamo passare dei messaggi forti di performance, di ottimazione. I figli devono essere performanti, devono essere perfetti. No. Io ho la convinzione, lo spiegheremo molto bene il 18 sera per chi ci sarà, che i figli devono essere sbagliati, asimmetrici. Devono essere capaci di fallire, rialzarsi e guardare al futuro. Non devono essere da 110 lode, devono essere delle persone normali che affrontano le cadute e tornano in piedi, perché altrimenti il rischio è quello che io vedo in terapia, che la perfezione non è la garanzia della salvezza in termini di devianza umana. Sindaco, mancano anche però delle regole, cioè oltre alla famiglia, oltre a tutto quello che è stato detto adesso, mancano anche delle regole alla base, che prima c'erano, come diceva Mirko Casteller. Certo, sicuramente, e questo è anche quello che le istituzioni appunto si chiedono e si domandano e dicono: cosa possiamo mettere in campo per ripristinare in un certo senso il rigore, la regola e una situazione, tra virgolette, che porti i ragazzi a capire che ci sono dei binari da seguire. Però ecco, probabilmente non è sempre la legge che funziona e che ti indirizza. Purtroppo, come è stato ben detto dal dottor Casteller, il sistema su cui era fondata anche la società nel passato, quindi la famiglia, lo schema della famiglia, i nonni, altro elemento imprescindibile, principale, tante volte negli incontri fatti negli anni scorsi con il dottor Casteller, quando si diceva i nonni che vanno in crociera, no? Ecco, purtroppo anche quel sistema è cambiato, e l'altro sistema che è cambiato, tornando alla questione degli oratori citati prima, anche il sistema spirituale, la Chiesa, la fede, anche quello era un sistema che in passato reggeva e dava una sorta di regola di comportamento nella società. Ecco, oggi vengono a mancare tutta una serie di paletti fondanti su cui appunto la società si è eretta negli anni e si sta ergendo a nuova parte, diciamo, culturale e di direzione, la parte appunto del web, che è una parte, tra virgolette, un buco nero, io dico a volte, perché sì, non vanno demonizzati e sono strumenti che vanno governati, e giustamente gli incontri come questi servono per dare ai genitori gli strumenti per governare con i loro figli, con i loro ragazzi, queste nuove dinamiche. Però comunque sappiamo che le relazioni che loro pensano siano reali comunque sono relazioni a volte anche deviate, perché non sai mai
chi hai realmente dall'altra parte. E purtroppo ci troviamo di fronte spesso a situazioni dove c'è una rete che adesca, dove le persone vengono appunto poi deviate attraverso messaggi brevi, attraverso spot, reel. Oggi vanno di moda, no, i reel, questi mini video eccetera, ecco, dove i ragazzi pensano che quella sia la vera rappresentazione, no? Con una musichetta magari un po' come dire emotiva, e loro pensano che quello sia la verità. Non c'è più la voglia anche probabilmente di andare a cercarsi le cose, di andare a cercarsi e ad informarsi. Si pensa che tutto arrivi pronto, e l'intelligenza artificiale non è che aiuti in questo senso, sotto questo punto di vista. D'altra parte poi le famiglie però vogliono che i propri figli non abbiano e non subiscano come dire, difficoltà, non abbiano, cioè siano protetti, e questa eccessiva protezione poi porta a al fatto contrario, cioè che non sono pronti a gestire le situazioni impreviste che poi si verificano. Ecco, questo è un po' il quadro che affrontiamo. Ecco, abbiamo parlato dell'incontro di giovedì, vogliamo però spiegare intanto dov'è, a che ora è e soprattutto come verrà articolato? Sì. Beh, allora l'incontro si terrà giovedì alle 20:30, giovedì 18 di giugno alle 20:30 a Casa Vittoria, che è una bellissima realtà che abbiamo nel comune di San Polo di Piave, dove una realtà che ha come suo scopo quello di introdurre al mondo del lavoro persone con la disabilità, con la sindrome di Down. Quindi ecco, abbiamo affiancato anche uno scopo sociale un po' a questo incontro, avendo la fortuna di avere una realtà di questo tipo nel nostro territorio, per farla conoscere, per promuoverla e per dire che ci sono ancora persone che delle cose concrete, del toccare la terra, perché lì poi appunto hanno le serre, hanno il ristorante eccetera, quindi dare la possibilità ai ragazzi di toccare in maniera concreta qualcosa per fargli fare qualcosa. Ecco, questo è un messaggio che poi può essere mutuato anche in quello che è l'argomento che porteremo lì giovedì sera. E quindi ecco, saremo in questa location. Sì. Prego, Mirko. Sì, in termini di contenuto sarà un formato un po' particolare, perché molti miei colleghi fanno show da 400-500 persone, ormai è un must. Io faccio pratica clinica tutti i giorni, quindi vorremmo, ne abbiamo pensato assieme con tutte le persone che hanno collaborato all'evento, lasciare spazio alle domande e al confronto con le famiglie che verranno in quella serata. Ci sarà un'introduzione, una fase iniziale in cui spiegheremo un po' i punti fermi, sempre che si possono definire fermi ma sono sempre più dinamici, del tema rapporto genitori-figli in un contesto che è un contesto immateriale dei social, ma poi l'idea è quella proprio di dare la possibilità a chi parteciperà di fare delle domande che possono essere personali o comunque che possono essere diffuse. Quindi diventerà un momento interattivo. Chi verrà a quella serata non si aspetti un momento di conferenza accademica, ma ci sarà un momento di premessa di contenuto e poi ci sarà la possibilità di confrontarsi direttamente con chi tiene la relazione, ma anche con tutte le persone che ne fanno parte. Vi aspettate tante famiglie con i figli? Sarà difficile? O forse più le famiglie? Lo auspichiamo, direi, no? Sì. Auspichiamo che ci sia una presenza non solo dei genitori ma anche dei ragazzi, perché è un momento di crescita per entrambi ed è un momento in cui sarà interattivo e emergeranno anche le dinamiche spesso conflittuali tra le due generazioni. La location è molto piacevole e soprattutto nella location giochiamo a un paradosso, perché andiamo in un luogo in cui chi ha delle problematiche di relazioni di salute ne ha fatto un'opportunità, perché Casa Vittoria è una grande opportunità che parte dalle difficoltà. E spesso noi invece vediamo le nostre famiglie che tra virgolette sembrano sane e magari vivono all'interno situazioni di grandi difficoltà e non ne prendono consapevolezza. Ecco, quel luogo è stato scelto perché diventa un luogo di consapevolezza anche delle difficoltà, senza creare delle distanze, dei filtri, e parlarne liberamente in un'occasione pubblica anche. Presidente, secondo lei i giovani sono consapevoli, interessati a queste tematiche oppure magari preferiscono? No, noi dalla nostra esperienza, anzi,
sono molto interessati. È il sistema di coinvolgimento che in qualche maniera fa sì che siano presenti. Noi insomma abbiamo avuto una bellissima esperienza facendo lezioni in musica nelle scuole, abbiamo toccato circa 3.000 studenti e devo dire che per noi è stato importante perché abbiamo avuto un grande ritorno per noi, per capire e per riuscire a capire un linguaggio che ci permettesse di dialogare con noi, perché tanto è inutile negarlo, no? Noi abbiamo due linguaggi completamente diversi. Io ho un altro figlio che ha 27 anni e ho cercato, l'esperienza di Simo mi ha fatto capire che c'era la necessità di adeguarmi al suo modo di porsi. Perché noi veniamo sempre da una cultura, ho ragione io, poi sono quello grande, e invece credo che ogni tanto noi dobbiamo fare un passo indietro e dare la possibilità a loro di fare un passo in avanti e quindi si possa avere un confronto. È chiaro che poi disagio giovanile è una parola che si usa in maniera, voglio dire, insomma, io l'altra volta ho già detto, disagio giovanile è quello che abbiamo visto in questi giorni, questo ragazzo che perde la rotta via. Disagio giovanile è quei ragazzi che noi seguiamo e che purtroppo hanno un vero disagio giovanile. Dall'altra parte abbiamo una realtà che è più criminale, quindi è bene fare una distinzione del vero disagio giovanile, perché sennò si semplifica da una parte e si rende meno importante l'altra. Poi io credo tantissimo nei giovani, quindi abbiamo visto come esperienza dell'associazione ogni volta che abbiamo coinvolto i giovani in qualcosa, da quando hanno rielaborato il nostro logo, loro hanno organizzato, hanno fatto delle mostre, hanno delle grandi potenzialità che purtroppo sono grandi potenzialità messe su una struttura che è molto fragile. È come aver messo un peso da 100 kg su una struttura in polistirolo, quindi molto probabilmente c'è la necessità che questa struttura in qualche maniera venga rinforzata, ma rendendo loro consapevoli, perché sennò rischia di rimanere sempre debole. Si stanno facendo davvero tante iniziative, si stanno facendo questi incontri, tutto per cercare di trovare, insomma, una soluzione a questa problematica. Di fronte però a questo, poi ci si trova con un delitto così che coinvolge, ripeto, un ragazzino, perché insomma 17 anni non è un uomo, non è un ragazzo, è un ragazzino. Dottor Castellari, cosa le fa pensare questo? Mi fa pensare che non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Cioè noi possiamo fare, lo vediamo, molte iniziative, è fondamentale perché il ruolo che abbiamo anche come adulti di responsabilità verso i giovani, tracciando un cammino, una strada, che a percorrere quella strada devono essere i giovani, non può essere un genitore. Quindi quello che noi dovremmo riuscire a trasmettere in questo caso è che la vita è molto più importante di una relazione immateriale nei social e non possiamo pensare che la vita nei social sia una vita reale. Quindi il concetto del senso della vita è fondamentale. Guardi, e chiudo, io vedo molte famiglie in pratica clinica che hanno tutto economicamente, socialmente, inimmaginabile, e vivono una sofferenza interiore con depressione e frustrazione che è inimmaginabile. Poi nel contempo vedo famiglie che hanno immense difficoltà economiche, non hanno relazioni o opportunità neanche immaginabili e che io stesso guardandole direi come fanno a esistere. Eppure la differenza sostanziale, ed è il motivo per cui noi facciamo questi incontri, è che la differenza tra quella famiglia, la prima che ho raccontato e la seconda, non è la sofferenza, ma è il senso di quella sofferenza. Una sofferenza senza senso crea vuoto e nel vuoto si innesta la devianza e l'aggressività sociale. Quello che devono fare le istituzioni, tutti noi cerchiamo di farlo e non possiamo che continuare a farlo, è quello di riempire la vita di senso. Quando la vita non ha più senso, ci troviamo in una condizione di non possibilità. Noi siamo arrivati davvero al termine. Io intanto ringrazio Ivan Scremin, ringrazio Mirko Castellari e Nicola Fantuzzi per essere stati qui e per chiudere
Ricordiamo l'appuntamento, giovedì. Giovedì 18 giugno, ore 20:30, Casa Vittoria a San Polo di Piave. Vi aspettiamo tutti, famiglie, nonni, figli, cugini. Tutti assieme saremo lì a un confronto come fossimo una grande famiglia, perché la complessità dei fenomeni che affrontiamo non può essere affrontata singolarmente. Abbiamo bisogno, siamo anche noi parte di quella famiglia. Siamo arrivati al termine, ringrazio anche Mattia Pizzaia per averci seguito, il regista, e ringrazio anche Antonio Paul. L'appuntamento per Focus è per domani, ringrazio gli ospiti e vi auguro una buona giornata.